Telespettatori siciliani, ben ritrovati anche questa domenica per questa lunga maratona sportiva che vi accompagnerà tra le 19 e le 23 con il calcio dilettantistico, il calcio professionistico e anche il futsal puntuale con Penalty che parla solo di calcio dilettantistico tra le 19 e le 21, poi appunto tra le 21 e le 22:15 lo spazio dedicato al calcio professionistico con la sala stampa e chiudiamo con il calcio a 5 insieme ad Alessio Patti. Una domenica importante nel calcio dilettantistico, tra poco scopriremo i vari campionati, però prima andiamo subito a salutare naturalmente in postazione il nostro Carmelo Puglisi. Ciao Carmelo, ben trovato e buona domenica. Ciao Ettore, buona domenica a te e a tutti i nostri telespettatori. Bene. La bellezza della nostra penaltina ci abbaglia ogni qualvolta la vediamo qui pronta con noi di Penalty. Ciao buonasera Jenny. Ettore, buonasera a tutti i nostri amici. Poi ci spieghi come al solito come fai a essere così splendidamente Lo in forma. Lo scoprirete solo se ci seguono. Bene, ok, siamo contenti di ritrovarti anche questa domenica all'interno della nostra trasmissione. Vado subito a presentare anche il parterre dei nostri ospiti, iniziamo subito alla mia sinistra con Davide Santanocito, un manager sportivo, tra l'altro organizzatore di quello che io ritengo uno dei tornei giovanili più importanti in Sicilia ed è solo alla terza edizione. Ciao Davide. Diremo anche Sud Italia. Sud Italia abbondantemente, certo, chiaro, è logico. Ciao, come stai? Tutto a posto? Bene, bene. Procede bene l'organizzazione di questo importante torneo? Mancano pochi giorni, 2 settimane ormai. Perfetto, poi andremo nei dettagli anche nel corso sia di questa puntata, ma noi di Penalty crediamo di seguire sicuramente questo importante evento sportivo giovanile. Il secondo ospite, un nome importante del calcio dilettantistico e non solo, Luca Di Gregorio. Ciao Luca. Buonasera Ettore, grazie dell'invito. Allenatore dello Sporting Trecastagni che oggi per un giro di risultati si ritrova ancora con qualche chance di playoff. Dico bene? Sì, abbiamo qualche piccola chance che ci giocheremo in queste Tra ultime 5 l'altro mi ha sorpreso partite. il vostro inizio scoppiettante, poi c'è stato un attimo di pausa, qualche ridimensionamento forse in società e adesso comunque con qualche risultato in più positivo, insomma tutto questo vi ha portato di nuovo nel giro possibile dei playoff. Sì, ma i nostri obiettivi sono stati centrati, quelli di inizio stagione, c'è una salvezza tranquilla, la valorizzazione dei giovani e ora ci giochiamo quest'ultima carta in queste ultime 5 gare che Benissimo, ci racconterai chiaramente tutto il campionato perché questo girone è stato molto impegnativo del campionato di promozione, mentre invece assapora un pochettino secondo me una probabile promozione il D'Agata in prima categoria. Oggi ennesima vittoria, importantissima guardando anche gli altri risultati del loro girone girone F di appartenenza. Parliamo di Alfio Indelicato. Ciao Alfio, ben trovato. Buonasera a tutti. Vittoria importante oggi, eh? Importantissima direi. Non è ancora certa la promozione, però insomma un po' l'assaporate, pian pianino. Sempre occhi attenti, no? Perché papà sta sempre molto attento, dice sempre la prossima sarà quella decisiva, lo conosco di vecchia data. Bene, una puntata importantissima perché premieremo anche e soprattutto il Biancavilla. La scorsa settimana insieme al Presidente abbiamo avuto modo di festeggiare dopo poche ore la straordinaria vittoria del campionato e per l'occasione in questa puntata ci sarà una clip commemorativa proprio per questa straordinaria stagione del Biancavilla che raggiunge il campionato di eccellenza nella stagione 2016-2017 che sembrerebbe lontano, però siamo quasi al termine. Carmelo. Sì, ormai volge al termine questa stagione e chi è più illuminato già pensa alla prossima. E probabilmente il Biancavilla sicuramente starà facendo questo discorso. Però come al solito per iniziare parliamo del campionato interregionale, lo facciamo con i risultati insieme alla nostra Jenny, parliamo di un campionato che ci riserva ancora tante sorprese perché questa vittoria dello Scordia fa sperare in un possibile miracolo, però andiamo nei dettagli insieme a Jenny e guardiamo i risultati di questa 11ª giornata di ritorno. Cavese Leonfortese 2-0, Gragnano Reggio Calabria 0-3, Città di Scordia Agropoli 2-0, Siracusa Due Torri 1-1, Frattese Noto 0-0, Rende Sarnese 1-0, Marsala Aversa Normanna 1-3, Vibonese Gelbison 2-0,
Vigor Lamezia, Roccella 0-1, ha riposato Palmese. Diciamo che questo turno ha favorito soprattutto la Cavese, che è l'unica squadra nella zona alta della classifica ad avere vinto, per cui Cavese con questi importanti 3 punti ritorna solitaria al primo posto. Il pareggio sia di Siracusa che Frattese allontana in questo momento le squadre siciliane la squadra siciliana dalla vetta. Eccola qua la classifica, la legge chiaramente la nostra Jenny. Cavese 60, Frattese, Siracusa 59, Reggio Calabria 45, Vibonese 44, Aversa Normanna 43, Due Torri 42, Sarnese 39, Gragnano 37, Leonfortese, Roccella 36, Rende 35, Noto 33, Marsala 32, Agropoli 32, Palmese 30, Gelbison 24, Vigor Lamezia 23, Città di Scordia 21. Ricordiamo che in classifica Marsala, Gelbison, Vibonese e Reggio Calabria hanno una partita in meno. E adesso il tabellino del prossimo turno non si giocherà questa domenica, ma si giocherà la domenica successiva, cioè giorno 20 marzo. Gli incontri saranno Agropoli Palmese, Aversa Normanna Siracusa, Due Torri Vibonese, Gelbison Frattese, Leonfortese Vigor Lamezia, Noto Gragnano, Sarnese Marsala, Reggio Calabria Città di Scordia, Roccella Rende ed infine riposerà la Cavese, quindi potrebbe essere un turno favorevole per la squadra siciliana del Siracusa che ha pareggiato, però è anche vero che appunto la Cavese con il turno di riposo la prossima settimana potrebbe dare una chance ulteriore alla squadra di Sottil. Prima di parlare dello Scordia diamo un quadro comunque di questo girone, Carmelo. Io credo che oggi la cartolina del giorno la meriti il Noto. Il Noto ha vissuto una settimana dopo il turno infrasettimanale, una settimana terribile, sembrava veramente vicino lo spettro del ritiro dal campionato, si era dimesso dopo appena 2 partite l'allenatore Pippetto Romano. In una situazione delicatissima la squadra decide di partire per Frattamaggiore dove doveva affrontare la capolista. Ma è partito con la squadra titolare? È partito di fatto con la squadra titolare ma con solo 14 effettivi e non tutti i giocatori della prima squadra. In panchina però non è andato Romano. In panchina è andato il dirigente, il presidente Graziano Zani, che tanti ricordiamo come attaccante della Leonzio ma di tante altre squadre. Al cospetto della capolista il Noto gioca la partita della vita e conquista uno 0-0 che è preziosissimo in chiave salvezza e che rappresenta l'ennesimo motivo di entusiasmo. Ma soprattutto perché è andata a giocare a casa della seconda in classifica, voglio dire, anche questa è stata l'impresa. L'impresa, ripeto, dopo una settimana difficile il Noto ha tirato fuori tutte le energie che aveva, tra l'altro giocando una partita non solo sulla difensiva, la formazione granata ha avuto anche diverse occasioni per poter sbancare Frattamaggiore. Comunque è un segnale che questa è una squadra viva. Tra l'altro il Noto negli ultimi anni ci ha spesso abituato a delle crisi societarie e poi riesce sempre a risorgere, quindi non diamo per spacciato il Noto nonostante i problemi societari ed economici ci siano. Complessivamente non è stata una giornata molto entusiasmante per le siciliane, in particolare per il Siracusa che rischia grosso con il Due Torri per più di mezz'ora in vantaggio al De Simone, poi un gol di Giordano ad inizio ripresa riesce a raddrizzare la situazione. L'unica, tra parentesi, nota lieta arriva dallo Scordia, la cura campanella funziona. Oggi sono arrivati altri 3 punti, vittoria convincente con i gol di Mascara e di Palmiteri. E questa è una cosa molto importante perché c'è forse qualche speranza in più per ritornare a sperare di salvare la categoria, di salvare soprattutto appunto questa Serie D che è un po' un patrimonio per Scordia. Davide, so che hai visto la partita, come ti è parsa questa squadra dopo l'avvento di Campanella? C'è stata una notevole differenza? Tecnicamente c'è qualcosa di nuovo? Che impressione ti ha dato? Io oggi ho visto una grande squadra, ho visto una squadra che ha l'anima e l'ha data in campo, giocatori su ogni pallone, in fase difensiva, in fase d'attacco, una squadra totalmente rivoluzionata nella mente, poi sempre quelli fondamentalmente. Un centrocampo che ha fatto una partita incredibile, Mascara ha fatto un gol stratosferico, un tiro al volo
sul secondo pausa. Invece Quando dici incredibile. questo ci fa pensare che allora forse c'era qualcosa che non andava con mister Questo non lo sappiamo. Serafino? Sicuramente si è vista una squadra diversa, una squadra veramente aveva l'anima. aveva E l'anima. la gente se ne è accorta e questo si vede, si nota. Certo. E soprattutto c'è una sola squadra in campo, l'Acropoli non si è mai visto. E questa è una cosa importante. Luca, evidentemente conosci molto bene Campanella, la sua grinta, la sua determinazione è stata la migliore pillola per migliorare sia la classifica ma soprattutto in questo caso anche la mente dei giocatori a Scordia. Sì, sicuramente ha fatto in poche settimane perché è arrivato da poco. Secondo me è un lavoro psicologico, no? Sulla testa dei ragazzi, perché la squadra è quella che aveva Natale prima, no? Sì, Il mister qualche prima. piccolo aggiustamento tattico probabilmente Sì, ci sarà forse stato, sì, no? però il grosso lavoro, Natale ha fatto un grosso lavoro, ecco, in questi anni. E Giovanni ora ha lavorato sicuramente in queste 2 settimane a livello psicologico, avrà cambiato qualcosa sicuramente perché ogni allenatore poi ha Certo, le sue, mette il suo, mette giusto? del suo e finora 4 punti sono importanti. Sono ecco. tanti, eccola qua la classifica, 21 lo Scordia, 23 la Vigor Lamezia, 24 Gelbison. Una cosa che ho notato è che Sì? oggi dettava i tempi. E questa è già una cosa buona Dettare i perché tempi. vuol dire personalità in campo. Quando una Assolutamente squadra sì. detta i tempi, Assolutamente gestisce lei il termometro proprio anche dal punto di vista caratteriale. Invece io ad Alfio volevo chiedere, ma questo Scordia adesso però è anche vero che la prossima settimana gioca a Reggio Calabria, se cortesemente la regia mi può rimandare la classifica, e insomma il Reggio Calabria è altissimo, è lì, c'ha 45 punti, spera sempre un possibile aggancio, sempre molto difficile, però lo Scordia deve andare a giocare la partita probabilmente della vita. Ma sicuramente andrà a giocare veramente la partita della vita e sono sicuro che mister Campanella penso che farà valere il suo carattere, perché io penso che una squadra rispecchia la personalità dell'allenatore. Giusto, giusto. Giovanni Campanella secondo Sappiamo me che ha questa ha dato caratteristica. veramente la scossa e già si è visto. Sei ottimista in per la pochi partita giorni. di Reggio? Assolutissimamente sì. Anche noi siamo di questa idea. Carmelo, sei d'accordo anche tu con Alfio Indelicato? Sì, Cioè, sì. si vanno a giocare la partita della vita. Sì, sicuramente era meglio per lo Scordia trovare un avversario un po' meno Certo, motivato. certo, Il Reggio certo. Calabria sa che non può raggiungere il terzetto di testa, ma il quarto posto è comunque importante Vista in ottica playoff, anche playoff, perché ripescaggi. più che altro perché lo diciamo più volte, i playoff in Serie D non valgono nulla, però per una piazza come Reggio Calabria avere delle corsie preferenziali Reggio Calabria avrà comunque dei titoli da spendere anche in più per il ripescaggio in Lega Pro, il ripescaggio. e quindi per questo il quarto posto è fondamentale. Bene, a questo punto che dire, ci fermiamo, abbiamo la prima pausa pubblicitaria, la bellezza di Jenny ci lancia la pubblicità, tra poco rientriamo in studio, anche perché dobbiamo parlare dei 2 gironi del campionato di eccellenza, soprattutto quello B che ci sta regalando emozioni di settimana in settimana, giusto? Questa settimana ci sono state meno sorprese, però tantissimi gol e tantissime cose da raccontare. Benissimo, allora dopo la pubblicità. A te Jenny. Ricordo sempre ai nostri carissimi amici che ci seguono da casa che possono interagire con noi, i nostri ospiti qui in studio, mandando un semplice messaggio al numero 336 92 07 27. Torniamo solo tra qualche istante, pubblicità. Eccoci rientrati in studio, siete sempre sul canale 11 di Video Mediterraneo e anche sul canale 823 della piattaforma Sky per buona parte dell'Europa, in diretta per seguire Penalty che parla solo di calcio dilettantistico, ma non vi preoccupate perché parleremo anche del calcio professionistico, parleremo del Palermo, del Catania, dell'Acragas, del Messina e del Trapani a partire dalle 21 sino alle 22:15 e poi se siete anche appassionati di calcio a 5, Penalty Futsal a partire dalle 22:15 sino alle 23 con la Serie C regionale e anche la C2 con i 4 gironi sempre regionali. Insomma, ce n'è per tutti i gusti, la nostra maratona televisiva sportiva domenicale sta ottenendo un grandissimo successo, siamo contenti perché evidentemente stiamo facendo un lavoro di servizio assolutamente di qualità e poi dietro c'è una redazione che lavora veramente tantissimo. Parliamo di eccellenza, lo facciamo subito con i 2 gironi, iniziamo chiaramente con il girone A, la parola
parola la passo alla nostra Jenny che ci legge subito i risultati di questa giornata, la 10ª giornata di ritorno. A te Jenny. Atletico Campofranco, Mazzara 1-0. Cus Palermo, Camarat 2-0. Dattilo Noir, Paceco 1-3. Folgore Selinunte, Alba Alcamo 1-0. Gela, Libertas 2010 6-0. Castelbuono, Parmonval 1-1. Pro Favara, Mussomeli 0-1. Raffadali, San Cataldese 1-1. Il pareggio della San Cataldese, la sconfitta del Dattilo ha favorito in un certo senso il Gela, che con questa vittoria probabilmente, adesso sono 5 punti di distacco, vede già forse il campionato interregionale. Guardiamo la classifica insieme a Jenny. Gela 52, San Cataldese 47, Dattilo Noir 46, Paceco 44, Castelbuono 42, Mazzara, Alba Alcamo, Folgore Selinunte 35, Atletico Campofranco 32, Parmonval Mussomeli 30, Raffadali 27, Pro Favara 24, Cus Palermo Camarat 24, Libertas 11. E adesso il tabellino del prossimo turno, si giocherà domenica prossima, domenica 13 marzo, questi gli incontri: Gela Atletico Campofranco, Camarat Raffadali, Libertas 2010 Alba Alcamo, Mazzara Pro Favara, Mussomeli Castelbuono, Paceco Cus Palermo, Parmonval Dattilo Noir ed infine San Cataldese Folgore Selinunte. Allora Carmelo, e poi sentiamo anche i nostri ospiti, che diciamo? Gela con mezzo piede o quasi con un piede intero in Serie D? Perché 5 punti a 5 partite dalla fine, 5 partite dalla fine sicuramente è un margine importante ormai da difendere, e quindi tra l'altro oggi sia la San Cataldese che il Dattilo hanno dimostrato di avere quella stanchezza, di aver quasi un po' tirato i remi in barca. Il Dattilo perché ha perso il sentitissimo derby con il Paceco, ma anche la San Cataldese a Raffadali contro un avversario sulla carta abbordabile ha offerto dei segni di cedimento, mentre invece contro l'ultima in classifica oggi il Gela ha passeggiato, ha dato spettacolo con la doppietta di Nassi, insomma i gol di Mincica, di Scerra, insomma una grande festa del gol al Vincenzo Presti, con la Serie D veramente a vista per gli uomini di Totò Broccoleri. Perfetto, allora in tema salvezza c'è stato lo scontro tra Cus Palermo e Camarat, incontro importantissimo per la squadra di Marco Aprile, perché era assolutamente importante fare sua appunto la gara, c'è riuscita, è uscita una bellissima partita, vittoria per la squadra palermitana. Guardiamo il servizio di Alessandro Calabresi. Formazione di Aprile subito in palla dai primissimi minuti, occasione per Mercanti e Clemente, ma al 21esimo arriva il vantaggio che viene costruito da Africano. Molto positiva la sua prova, che con determinazione e un po' di fortuna, quella che era mancata al Cus nelle ultime settimane, va sul fondo, mette un cross molto teso anche se basso, e il pallone un po' fortunatamente va in rete per un vantaggio che risulta essere davvero liberatorio per la compagine giallo-rosso-nera, in virtù anche dell'ottima prova fornita sin dai minuti iniziali. Continua a provarci il Cus con una spina del fianco per la difesa del Camarat che si chiama Benny Raci, davvero ispirato, forse un po' impreciso, ma frutto come sempre del suo impegno e della sua determinazione. Ci prova ancora Iraci, lo vedete, palla al centro, Mercanti non arriva davvero al gol, solamente per un soffio. La conclusione incredibile è quella di Mercanti al 43esimo, che vedete sfiora il gol dopo una conclusione di Clemente, ci prova Celauro da fuori che non riesce a inquadrare la porta e poi raddoppia al 7° di serie, una bomba al secondo palo che permette ai suoi di raddoppiare. Grande esultanza di tutta la panchina per un ragazzo che da quando è arrivato ha offerto tutta una serie di prestazioni in crescendo, davvero un punto di riferimento il numero 10 di Aprile. Non a caso vediamo tra pochi istanti, dopo l'esultanza, l'abbraccio che proprio Serio vorrà dedicare al suo allenatore, vedete lo va a cercare
un grande abbraccio tra i due. Ancora il Camarat con queste conclusioni da fuori che evidenziano comunque una giornata non positiva della formazione ospite. Clemente ci prova dalla distanza, non inquadra, e poi la grande occasione della partita del Camarat col calcio di punizione, Lepre la spizzica di testa, traversa e poi sempre il Camarat che non riesce a trasformarla in gol. Irace a un passo dalla terza rete per i suoi al 35esimo, però la sua conclusione esce davvero di un soffio. Ancora Irace al 42esimo, salta un avversario, voleva davvero il gol, ci ha provato in tutti i modi, ma l'estremo ospite para, e poi Serio che sfiora la doppietta del 3-0 con questa bomba davvero sul finale che avrebbe anche meritato. Finisce una gara che vede il Cus Palermo vincere, e adesso la formazione di Aprile dovrà crederci, dovrà mettere cuore, umiltà e sacrificio come nella grande cavalcata della scorsa stagione. La salvezza è lì, bisogna crederci e continuare a lottare. Allora, sentiamo un po' il parere anche dei nostri ospiti su questa vittoria importante del Gela che assapora, come abbiamo detto qualche istante fa, una probabile promozione in Serie D. Allora, Serie D a un passo per il Gela, bisogna programmare però, dico bene, no Davide? Perché se non si programma si rischia poi di ritornare indietro come è successo già abbondantemente un paio di anni fa a Gela. Beh, me lo auguro, poi bisogna dire per alcuni programmare. Molti programmano, poi sembrano già sprogrammato che l'avevamo pensato. Bisogna programmare con i soldi e con le idee. E io direi prima le idee, perché si possono avere soldi e buttarli. Sì. E tante società purtroppo poi falliscono perché vanno avanti avendo un budget ma senza idee. Certo. Bisogna avere le idee e poi avere anche il budget ovviamente per svilupparle. Chiaro, chiaro. Luca, ma San Cataldese che ha voglia disperata di tornare in Serie D, ha disputato tantissimi campionati nell'interregionale, devo dire che ha incontrato sulla sua strada questo Gela quest'anno, però la squadra credo possa veramente essere di grande qualità anche per la prossima stagione. Sì, un anno mi ricordo anch'io, ho perso lo spareggio col Giarre, la San Cataldese andò in D quell'anno lì proprio. Questa domenica è stato un passo falso, ecco, ha lasciato campo libero credo al Gela, però ci saranno i playoff, sicuramente si potrà. Se cortesemente la regia può rimandare di nuovo la classifica, perché giustamente è giusto sottolineare un piccolo errore nostro di redazione. Effettivamente la San Cataldese è al secondo posto da sola, il Dattilo Nuvari invece è a 46 punti. Ecco individuato e anche il Camarat, sì, abbiamo avuto qualche problema, il Camarat è a 24 così come il Cus Palermo, va bene, succede, d'altra parte i risultati arrivano in tempo reale già a partire dalle 17, noi siamo in diretta alle 19, qualche volta può capitare. Perdonami se ti ho interrotto Luca, però ho compreso bene. Dicevo, oggi è stato un passo falso importante per il Gela a questo punto, perché 5 punti come sono diceva tanti, Carmelo, no? Sono tanti. Non so se c'è lo scontro diretto. Si è già fatto lo scontro diretto. Già è stato fatto, quindi 5 punti e il Gela non si ferma. Diciamo che il Gela prima va in Serie D, è meglio per le altre società che vivono e lavorano nel campionato di eccellenza. Con l'Atletico Campofranco. Gli scontri diretti, come diceva Luca, si sono già esauriti, e soprattutto per quella che è la condizione psicofisica dei ragazzi di Bruccoleri veramente non sembrano più esserci ostacoli. Esplosiva direi. Sì. Esplosiva. Va bene, perfetto. Adesso parliamo del campionato sempre di eccellenza del Girone B e lì avremo tante chiacchiere e quindi credo che bisogna subito passare ai risultati. Jenny è pronta, risultati di questa giornata, anche in questo caso la 10ª giornata di ritorno. A te Jenny. Atletico Catania, Orlandina 7-0. Giarre, Igea Virtus 0-1. Modica, Sporting Taormina 0-3. Rocca di Caprileone, Catania San Pio X 2-1. Palazzolo, Città di Rosolini 2-1. Sporting Via Grande, Sicula Leonzio 1-4. Milazzo, Acireale 1-2. Troina, Forza Calcio Messina 6-0. Praticamente vincono tutte le squadre di testa, compresa questa Igea Virtus, seppur in maniera risicata
a Giarre. La classifica è sempre molto interessante, la guardiamo insieme, dove appunto svetta la squadra di Raffaele con 57 punti, ma diamo parola a Jenny che la completa. Igea Virtus 57, Sicula Leonzio, Troina, Sporting Taormina 50, Rocca di Caprileone, Acireale 49, Palazzolo 46, Milazzo 33, San Pio X 32, Giarre 31, Città di Rosolini 29, Sporting Via Grande 28, Modica Atletico Catania 18, Forza Calcio Messina 12, Orlandina 6. E adesso il prossimo turno si giocherà naturalmente domenica prossima, domenica 13 marzo, questi gli incontri di questa prossima giornata che sarà l'11ª, Ciriale Modica, Catania San Pio X Giarre, Città di Rosolini Sicula Leonzio, Forza Calcio Messina Rocca di Caprileone, Igea Virtus Sporting Via Grande, Orlandina Troina, Palazzolo Milazzo ed infine si chiuderà con un interessantissimo incontro tra lo Sporting Taormina Atletico Catania. Carmelo, da dove iniziamo? È la solita domanda che ti faccio quando parliamo del girone B. Da dove iniziamo? Iniziamo dal fatto che oggi, a differenza della settimana scorsa, non ci sono state sorprese. Le prime 6 della classe, le 6 sorelle, come se le possiamo chiamare. Mi piace questo termine. Le 6 sorelle vincono tutte più o meno agevolmente, in particolare la capolista espugna il regionale di Giarre, che tra l'altro regionale oggi riapriva al pubblico dopo 2 anni praticamente. Ma in che condizioni è il campo, il terreno di gioco? Il terreno di gioco è nelle stesse pessime condizioni. Bene. C'è da dire, sono stati riaperti alcuni settori al pubblico, sì? tuttamente per quello che è il respiro, per quella che è la struttura del regionale. Stiamo parlando di interventi che sono... C'è Luca Di Gregorio, ex bandiera del Giarre, no? Sì, vediamo che Luca si ricorda un'altra cosa. Adesso sono stati fatti degli interventi per rabberciare un po' la struttura, però chiaramente ancora interventi insufficienti. Torniamo al calcio giocato, l'Igea Virtus vince a Giarre, anche le altre tutte fanno più o meno il loro dovere. L'unica che soffre un po' il Rocca di Caprileone, che solo al 93esimo con un gol del giovanissimo Ciraulo, un classe 98, uno dei migliori giovani in circolazione, batte il Catania San Pio X tra 1000 polemiche. Per il resto vincono tutte agevolmente. Leggermente più interessante si fa la lotta a salvezza, perché con la regola dei 10 punti ancora play-out non se ne farebbero, però dal Milazzo in giù, dai 33 punti in giù, di fatto nessuno può dichiararsi ancora tranquillo. Molto dipenderà da quanti punti riusciranno a raccimolare nelle prossime 5 partite Modica e Atletico Catania, però insomma ancora il discorso salvezza non può essere definito chiuso. Ti ho chiamato in causa, Luca Di Gregorio, perché insomma tu hai disputato tantissimi campionati a Giarre anche con grande qualità, grande società, grandi prospettive. Il tuo numero 10 era meraviglioso lì a Giarre, no? Che ricordi c'hai di Giarre? Assolutamente positivi, ricordi bellissimi della gente, dei tifosi. Di una società importante guidata da Salvo Di Bella a quei tempi, con Mario Marino direttore sportivo, con José Sorbello allenatore. Poi negli altri anni sono venuti altri allenatori, sono stato lì 4 anni. 4 anni. Oggi una vittoria non in campo, ma una vittoria del presidente Di Martino, della sua è riuscito forza, a riaprire. Perché secondo me, lo dicevo ieri perché noi siamo nella stessa situazione, no, a Trecastagni. È assurdo che un campo sta chiuso 2 anni, è assurdo che la nostra burocrazia, no, in Italia è così lenta, solo per vedere 2 cose che sono a posto. Ti voglio fare una domanda cattiva, Luca, ma ti piacerebbe allenare Giarre? Questo è il sogno di chi ha giocato a calcio, no? È stato bene ritornare da allenatore in una piazza importante. È naturale, che non mi nascondo, è naturale. Ti piacerebbe tornare a Giarre? Assolutamente, ho passato degli anni bellissimi, quindi mi piacerebbe. Siccome il presidente Di Martino ci segue, insomma questa è una candidatura. Bene, ok, allora siccome Di Martino, come dice bene, ci segue. Mancuso ha buone Mancuso sta facendo Mancuso ha ottime bene, in realtà, insomma, stiamo dicendo, al di là delle battute, è stato anche il mio allenatore, è una persona eccezionale, quindi assolutamente lo salutiamo. Già sta facendo bene. Esperienza all'Atletico Catania? Sì, con l'Atletico è stato il mio allenatore. Diciamo che Mancuso ha ottime possibilità di essere confermato.
Qualora però non fosse lanciamola confermata questa cosa, lanciamo, ci tra piace. l'altro Luca, ora battute a parte, ha tutti i titoli, insomma ha già Assolutamente. da 3 anni fra Battiati e Trecastagni ha fatto degli ottimi campionati vero. di promozione. La vetrina della quinta serie secondo me se l'è guadagnata sul campo. E quindi Sono d'accordo, sono Lui d'accordo. ha nominato prima una persona che la programmazione hanno fatto la sua vita, Certo, che è chiaro. Mario Marino. Sì. Certo, Una certo. persona che si è programmato tutto. Però parla- solamente un po' in disparte in questo periodo. Peccato. Ma perché ora il paradosso è che tutti fanno i direttori, no? Sì, Tutti anche troppi, hanno direi. questo titolo senza aver... Mario per Marino è esempio, per stare a casa. stato... Io ero ragazzino, no? Mi ha preso lui quando Sì. ero col Catania, come organizzatore, come, sappiamo come dell'esperienza. dirigere proprio una società. Ora lo fanno tutti, in alcune vabbè. squadre ce n'è anche 3-4. Sì, anche Spesso troppi, mi viene anche anche troppi, viene anche da ridere. Basta solo una persona È che vero. fa bene il Ti suo dico lavoro. che con Marino da Cireato 2009-2010 eravamo in 3 Sì. a gestire, vincemmo il campionato d'eccellenza e gestemmo una Serie D in 3. E quindi voglio E si dire, andava benissimo. quando si è di meno bisogna fare i conti soltanto in un tavolo Però rotondo doveva programmare e basta. bene, lui lo può confermare. Ma io Perché credo, sennò- Siamo credo tutti d'accordo. per rimanere Sì. in tema, credo che Mario Marino non abbia uguali sotto l'aspetto dell'organizzazione. Eppure è della- fermo, non riesco è a capire fermo perché. perché in questo momento è un lusso che nessuno si può permettere. Dobbiamo invitarlo presto in trasmissione perché voglio sentire la sua voce. Voglio venire pure voglio io, se sentire il c'è suo Marino. parere proprio su questo calcio dilettantistico. Voglio venire pure io se c'è Che è Maria. un Ah, com'è? Non ti dimenticare, se c'è Maria vengo pure io. Va bene, promesso. Ok. Alfio Indelicato, ma guardando la classifica, se cortesemente la regia la può rimandare di questo girone B del campionato di eccellenza, beh, Licea Virtus giustamente 57 punti, probabilmente credo che abbia scritto la parola fine in questo ingarbugliato girone B, però Come è anche il Genoa. vero che poi ci sono 6 squadre per 4 posti, perché anche questo Palazzolo, che tra l'altro ha battuto i rosolini, seppur in casa soltanto 2-1, e lì se la gioca ancora. Chi vedi? Quali sono secondo te le 2 squadre che non ce la faranno? Perché a questo punto dobbiamo dire questo. Chi potrebbe non farcela? E poi sentiamo anche i nostri ospiti. Purtroppo devo dire a malincuore, perché Giarra insomma è una società in cui ho fatto parte magari in una breve parentesi, quindi mi piacerebbe vedere il Giarre in altre situazioni Però in migliori, questo caso è già ma fuori. in questo caso penso proprio che sia fuori come la Assolutamente. Sampiodecima. No, dico eventualmente tra le 6 squadre che Tra l'altro, lottano per i Ettore, play. le sorelle per i sono playoff. 7, mi correggo perché le sorelle, considerate anche Metti l'Idia, anche il sono 7. Palazzolo, certo. Sì, io direi che il Palazzolo insomma è un'ottima squadra. Però potrebbe non farcela. infatti. E l'altra? La Non dire a Ciriale, ti prego. No, io spero. No, per i tifosi Però macesi. adesso ci sono stati qualche problema, ha avuto la Sì, Ciriale, sì. io spero che possano insomma risolvere alcuni problemi e che ce la possono fare, noi Certo. ce lo auguriamo ovviamente. Certo, certo. Anche Però, se insomma, oggi è dura vincere per vincere la a Ciriale. Milazzo non era semplice. Oggi non era e semplice, hai detto Anastasia bene. ha dato subito il Ha dato segnale. la sua impronta. La sua impronta. La sua impronta. Luca, e chi sono le 2 squadre che potrebbero non farcela? Qua vedo nel giro di 3 punti qua si stanno giocando tutti Tutto. i playoff, quindi Tutto, può tutto. succedere di tutto. Il Palazzolo è un po' più attardato ma viene da risultati positivi, E poi quindi conosciamo è in forte Strano, crescita. Sì, sì. Quindi secondo me rischiano tutti in questo momento. Tutti. Fra 2 giornate ne sapremo di Ne più. sapremo di 2 più. saranno scontente sicuramente. Certo. Davide, Io sono tu... d'accordo con lui, l'unica riflessione che facevo su quei gironi di eccellenza, Sì? che vince chi ha il blasone in questo momento. C'era da una parte, nel recente passato nelle Anche, Capro, anche. e Licea Virtus da questa parte, Anche. sembra quasi che abbiamo più fame delle altre. Mi devi per dire tornare. 2 nomi che pensi che non ce la facciano. Secondo me, Sì, lo dai. devo buttare, non si offende Sì. nessuno. Dai. Se rimette la classifica, Rimetti la classifica? dovrebbe cortesemente, essere, grazie va alla fuori il regia. Palazzolo, Palazzolo. secondo me sta dietro. E a Ciriale non lo so. A Ciriale Visto non lo quello che è successo ultimamente non so. Ho capito. Non Certo so. che c'è l'imbarazzo della scelta, Carmelo. Assolutamente. Comunque è difficile, È sono tutte difficile, lì, molto sono tutte lì, è un difficile, punto. molto difficile, non sappiamo come andrà a finire. E devo dire che dopo tanti anni finalmente il girone di eccellenza ci sta regalando un po' di emozioni, no? Perché gli altri anni, squadre che si ritirano, squadre che giocano così un po' con bassa qualità, quest'anno nulla da dire su questo girone B. Quest'anno il livello si è alzato senza dubbio, specie nel girone orientale. Come scusa? Beh, Però Luca è l'ultima comunque stagione. è un segnale che a differenza del passato comunque fra juniores, fra mille difficoltà, anche fra qualche contraddizione, però stanno completando il campionato ed è già un segnale. Tra l'altro ho letto che insomma hanno preso un giocatore che viene dalla Serie D,
Cioè, voglio dire, come mai un giocatore che viene dalla Serie D va a giocare a Capodorlando con una realtà societaria deficitaria? Dicevamo fra mille contraddizioni, molto contraddittorio questa cosa. Bene, ci dobbiamo fermare. Carmelo, ti ringrazio, settimana prossima si ritorna di nuovo in campo con queste eccellenze, con questa Serie D, sempre molto ingarbugliata. La Serie D riposa la settimana prossima. Giustamente riposa. La Serie D riposa, l'eccellenza invece. Ci sarà questa quart'ultima giornata, ci avvicineremo sempre di più ai verdetti. Ai verdetti finali. Grazie a Carmelo Puglisi. Grazie a te. E ci lanci la pubblicità perché tra poco parleremo di promozione con anche un omaggio che vogliamo fare al Biancavilla che appunto la settimana scorsa ha vinto il campionato. Ricordiamo sempre ai nostri carissimi amici che ci seguono da casa il numero telefonico che potete interagire sia con noi che con i nostri ospiti qui in studio. Il numero è 336 9207 27. Torniamo solo tra qualche istante e pubblicità. Rientrati in studio, di nuovo in diretta su Video Mediterraneo, siamo sul canale 11 del digitale terrestre, siamo anche sul canale 823 della piattaforma Sky, la lunga maratona sportiva siciliana che parte alle 19 e si chiude alle 23, naturalmente oltre al calcio dilettantistico che stiamo vivendo tutti insieme con penalty, a seguire alle 21 lo spazio dedicato al professionismo delle nostre squadre siciliane, Catania, Palermo, Trapani, Messina e Agrigento, poi naturalmente chiuderemo questa bella e calda domenica, soprattutto nei nostri studi, con il penalty futsal, ovvero con il calcio a 5. Vado subito a salutare in postazione il nostro Antonio Ravisarda che ritorna perché parlerà di promozione. Buonasera Ettore, buonasera a tutti gli amici che ci seguono da casa. Speriamo oggi di parlare di cose buone, di sport sano. Io avevo visto nei tabellini alcune partite sospese, per fortuna ci siamo informati, sospesi per nebbia oppure perché... Sì, stranamente, anche se oggi la giornata... C'è stato molto movimento, diciamo, in alcune partite. Sì, vero, però fortunatamente diciamo che nei campi di promozione, sui campi di promozione, tutte le partite sono state graziate, si è giocato bene, ora ne parleremo. Ne parleremo, perché prima dobbiamo vederci tutti insieme una clip molto carina, molto originale su questa bellissima cavalcata del Biancavilla che raggiunge la sospirata eccellenza, prossima stagione impegnativa per la squadra di Furna. Riguardiamoci questa clip che in un certo senso festeggia tutta l'intera cittadinanza di Biancavilla che ritorna in un certo senso anche in una fetta di calcio dilettantistico che conta. Essere primi in classifica dalla prima giornata, vincere con 7 giornate di anticipo, con ben 20 punti, adesso non so più rispetto alla seconda, credetemi, più di questo non so cosa potevamo fare. È un grazie a tutti, ma è un regalo per la città. Would you swear that you'll always be mine? Or would you lie? Would you run mine? Am I in too deep? Have I lost my mind? I don't care, you're here tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I will stand by you forever. You can take my breath away.
gruppo straordinario, una squadra fantastica, sempre a disposizione del preparatore, quindi ai miei ordini, però una squadra fantastica, devo dire dei ragazzi molto in gamba. Poi la festa è arrivata in casa ed è la cosa più bella, contro una squadra che, credetemi, secondo me a pari di Biancavilla e a pari di Città di Catania, che secondo me sono le squadre più forti di questo torneo. Ed è ancora più bello, vincere così è ancora più bello. Saranno sicuramente molto contenti tutti i tifosi di Biancavilla, anche perché rivedendo questo video, insomma, scatta, non dico la lacrimuccia, però scatta sicuramente un'emozione particolare. Ancora complimenti dunque al Biancavilla, che la prossima stagione disputerà il campionato di eccellenza, stagione 2016-2017. Io voglio fare una domanda un po' particolare anche ad un nostro ospite, che forse guardando questa immagine pian pianino un po' la sua fantasia si stuzzica, no? Parliamo con Alfio Indelicato, che potrebbe, dico potrebbe perché voglio dire dobbiamo sempre incrociare le dita, insomma festeggiare una possibile promozione in promozione con il suo D'Agata. Cosa hai pensato guardando queste immagini? Certo, siete ancora con i piedi per terra, certo. Però un po' si sogna, no? Intanto devo fare complimenti per il montaggio, era veramente bellissimo. Magari io ho vinto qualche campionato e uno assapora magari il sapore della vittoria finale. Io spero proprio di vincerlo sto campionato, dopo tanti sacrifici che abbiamo fatto, ecco, spero di rivivere insieme ai miei compagni questo fantastico montaggio, magari ce lo farete pure a noi. Certo, lo facciamo a tutte le squadre che vincono i campionati, quindi è una cosa importante. Luca, che ne pensi di questo Biancavilla che ha stradominato effettivamente il suo girone? Sì, la classifica parla chiaro, il campo è il giudice supremo, dico io, quello che succede in campo è inappellabile, quindi ha meritato oltre 20 punti credo di distacco dall'inizio alla fine. Ieri ho fatto i complimenti a tutti. Voi l'avete battuti, seppur in una partita vera, ma forse con un Biancavilla un po' troppo preso dai festeggiamenti. Hanno giocato i giocatori che hanno giocato meno durante il campionato, ci può stare, no? Festeggiamenti, ci può anche stare e noi ne abbiamo approfittato. Tra poco ci racconterai che questi 3 punti però possono essere anche molto importanti per la vostra classifica. Con Davide invece onore a questo Biancavilla che ritorna in eccellenza, tenendo presente tra l'altro che nella zona insieme ad Adrano e Paternò in questo momento è la squadra che più gioisce. Sicuramente sì, diciamo che i risultati ripagano l'investimento fatto a inizio stagione. E quindi ben venga questo Biancavilla in eccellenza. Allora parliamo adesso di risultati, lo facciamo con il girone A, quello palermitano trapanese, insieme alla nostra Jenny, e poi c'è subito anche il commento tecnico di Antonio Rapisarda. A te Jenny. Castellammare, Casteldaccia 1-0. Cefalù, Audace Partinico 0-1. Carini, Ares Menfi 4-2. Monreale, Riviera Marmi 1-4. Prizzi, Real Finale 2-2. Provillabate, Nuova Sancis 0-1, ha riposato Bolognetta. Allora, vittoria fuori casa del Riviera Marmi a Monreale, squadra che a questo punto si trova in una situazione molto positiva, primo posto in classifica e potenzialmente si giocherà tutto anche nella semifinale di ritorno con il Belpass in Coppa.
Diciamo che questa squadra è una squadra che macina gioco veramente molto bene, è una squadra attenta, ho avuto il piacere di vederla a Belpasso ed è una squadra veramente molto solida, più di quanto si possa pensare, una squadra che gioca un buon calcio, attento, il mister è molto preparato. Cosa c'è da dire? C'è da dire che oggi hanno vinto una partita molto più difficile di quello che sembra, l'1-4 è stato veramente sofferto, è una squadra che sicuramente merita. D'altro canto c'è un audace Partinico che vince e convince, gioca bene, non molla, ma diciamo sono 7 punti in 4 partite per far sì che il Riviera Marmi possa andare in eccellenza, quindi ancora il campionato è apertissimo. Soltanto un'attenzione che il Castellammare non molla nemmeno a 41 punti e vince ai danni del Casteldaccia. Leggermente attardato però, Casteldaccia che però secondo me sta puntando tutto sulla Coppa Italia visto che ha vinto ad Avola per 3-1. Anzi, a tal proposito, guardiamo un gol importante del Riviera Marmi, il gol del 2-1 a Belpasso. Il Belpasso diceva 2-0 questa prima semifinale, giocava appunto a Belpasso. Questo calcio di rigore che ha permesso di accorciare distanze ha in un certo senso dato una speranza in più al Riviera Marmi. Il Belpasso non ha demeritato però, allora, il Belpasso ha giocato una bellissima partita. Il Belpasso ha giocato una ottima partita, è passato in vantaggio immediatamente con una giocata veramente bellissima, 1-2 la palla in rete subito, 2 tocchi, quasi calcio champagne, sì. Poi c'è stato all'inizio di ripresa subito il rigore da parte assegnato al Belpasso e poi alla fine del secondo tempo, quasi in estremis, arriva il rigore che riapre un po' i giochi. Sì, sicuramente la prossima settimana, il 16, ci sarà questo ritorno e sicuramente sarà combattutissimo. Certo. La partita è aperta e un posto sicuramente lo meritano. Per quello che si è visto sicuramente non è stata una semifinale, è stata una vera e propria finale, però giustamente i più forti arrivano sicuramente, quindi sarà tutta una partita da gustare. Allora ricordiamo i 2 incontri, si giocherà appunto in casa del Riviera Marmi la partita di ritorno, il Belpasso ha vinto 2-1, mentre l'altra semifinale Casteldaccia giocherà in casa contro l'Avola, tenendo presente che il Casteldaccia ha vinto in trasferta 3-1, quindi, e ricordiamo il ritorno leggermente avvantaggiato il Casteldaccia. Ricordiamo che il ritorno sarà il 16 marzo 2016 e la vincente della Coppa Italia andrà in eccellenza. Benissimo, adesso parliamo subito del girone B dove il Torregrotta, seppur non giocando perché ha usufruito del turno di riposo, continua ad essere la squadra leader. Guardiamo i risultati di questa 10ª giornata insieme a Gemmi. Barcellona Pozzo di Gotto, Città di Mistretta 3-1, Camaro, Acqua Dolcese 5-0. Sant'Agata di Militello, Messana 6-1, Ionica, Città di Messina 4-0, L'Iniziativa, Sant'Angiolese 4-2, Pistunina, Merì 2-1, Sinagra, Città di San Filippo del Mela 2-0, ha riposato Torregrotta. Ecco appunto, lo abbiamo già anticipato, il Torregrotta con questo turno di riposo continua ad essere la squadra prima in classifica, tenendo presente che tra l'altro il Sant'Agata di Militello ha vinto con una goleada contro questo Messana che saluta il campionato di promozione. Però diamo merito a questa squadra, è una squadra che non si è ritirata come altre squadre, sì. È una squadra che ha onorato il campionato fino alla fine, non lo ha falsato, diciamolo, certo. Non lo ha falsato, è un merito e queste sono le squadre che magari meritano oggi un domani, se ci fosse una difficoltà, di essere ripescate, certo, mentre altre magari io stenterei a farlo. Il Messana è stata una squadra che ha avuto 200.000 problemi, diciamolo, anche di distinta. Ricordiamo che ieri ha schierato soltanto 13 elementi in distinta, quindi la rosa era molto accorta. Esattamente. Il Sant'Agata di Militello è una squadra che vuole vincere il campionato, dal suo canto c'è un Barcellona Pozzo di Gotto dietro che vince, stravince, ricordiamolo che alle prime giornate era terzultimo,
beh, cosa c'è da dire? Continua C'è da la sua dire che ascesa. esattamente, però i punti sono 14 di distacco, sono Troppi, troppi per troppi. un eventuale rientrare nei playoff, e da ammettere che Barcellona deve ancora osservare il turno di riposo, quindi sarà veramente difficile questo, però onore a Barcellona anche per la prossima stagione, un augurio che noi gli facciamo per poter far bene, perché lo merita. Certo, io ho una battuta prima di andare in pubblicità e passare agli altri 2 gironi del campionato di promozione, la voglio fare veloce con i nostri ospiti. Lo so che quando parlo di promozione, parlo soprattutto del girone B, in molti storcono il naso perché dicono sempre che il girone di Messina è quello che tecnicamente lascia un po' a desiderare, ma io non credo che insomma, ci sia questo grande gap rispetto agli altri gironi. Davide? Beh, diciamo che rispetto a un girone come quello dove ha vinto il Biancaville, dove il mister allena oltre Castagni, e il girone A, secondo me un po' più basso c'è l'Eloteca. Però è anche vero che qui c'hanno le strutture che non hanno gli altri gironi. Qualche realtà sì, qualcuna. È vero, è vero. Luca, il girone probabilmente lo vincerà questo Torregrotta e credo che sia rispetto a tutte le altre squadre una spanna superiore, tenendo presente tra l'altro che ha già giocato in eccellenza e quindi ha una mentalità da eccellenza. Anche il Sant'Agata di Militello Certo, l'ha chiaro. fatta. Secondo me sarà un testa a testa tra tutte e due. Dispiace vedere invece il Città di Messina che ha fatto, credo, l'eccellenza l'anno scorso e si trova ora forse in zona playoff e potrebbe rientrare, ma le prime 2 secondo me si giocheranno il campionato. È vero. Alfio, guardando sempre la classifica, il Camaro che neopromosso insomma si aspettava di più da parte di questa squadra, credo che sarà sicuramente invischiato nella lotta per non retrocedere. Diciamo che gli obiettivi all'inizio del Camaro penso che erano molto diversi, sì. E purtroppo poi il campionato insomma, potrebbe riversare dei problemi magari durante l'arco delle settimane. Il Camaro, grande sì, certo, ovvio. Certo. In eccellenza è stato tantissimi anni, Luca Di Gregorio lo conosce molto bene, forse qualche gol magari gliel'ha fatto. Io spero che il Luca, Camaro... qualche gol a Camaro? Più di uno, se lo ricordano tutti. Ricordiamo che il Camaro ha vinto 5-0 e si è un pochettino risollevato da quella che è la zona play-out, sta agganciando la zona salvezza, però è anche vero che è un campionato che ha dato molti problemi a questa squadra e sicuramente non merita la posizione dove sta. È vero, è vero. Davide, volevi dire qualcosa? No, diciamo che comunque sul Camaro è stato un abitué delle eccellenze per tantissime... Fa specie trovarselo lì quasi per retrocedere in prima categoria. Non succederà, però... Tra l'altro neopromossa, ha vinto il campionato praticamente lo scorso anno. Va bene, ok, ci dobbiamo fermare perché per parlare poi del girone C e D abbiamo bisogno di una pausa fresca, anche con una bella bibita nell'attesa, e ci lancia la pubblicità la nostra Jenny. Torniamo solo tra qualche istante, restate con noi. Pubblicità.